Il fine settimana di traffico da Bollino Nero verso Jesolo non c'è. Anzi, sabato mattina il traffico appariva più intenso in uscita dalla località balneare, colpa di un maltempo che ha evidentemente scoraggiato i turisti giornalieri e che peraltro ha anche colpito parte delle spiagge. Per circa 1 chilometro dei 15 complessivi una mareggiata si è mangiata una fetta di battigia, creando una sorta di gradino alto pressappoco 1 metro. A Jesolo comunque il turismo è un'industria talmente articolata ed efficiente da poter ripianare il gradino in un attimo. Fenomeni come il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici, tuttavia, generano timori per eventi meteorologici che oggi più di ieri possono riservare sorprese. La paura c'è perché vediamo tutti i giorni delle catastrofi che ci sono, però insomma siamo molto fiduciosi e siamo sicuri che l'amministrazione intavolerà un discorso che è già avviato con la Regione per risolvere i problemi in maniera strutturale. In totale quanto si è mangiato il mare in quest'ultima occasione? In quest'ultima occasione le stime sono in circa i 10.000 metri cubi. La difesa e manutenzione delle spiagge è una questione che chiama direttamente in causa la Regione, non solo perché le spetta la competenza della difesa idraulica, ma anche perché è l'ente che ha la capacità finanziaria di affrontarla. Il dato ultimo del 2022-2023 è di addirittura quasi 600.000 euro che noi investiamo annualmente per il ripascimento meccanico, quindi per spostare la sabbia da una parte all'altra e rendere fruibili le zone che sono un po' più interessate all'erosione. Ovviamente più di così facciamo fatica a fare, contiamo fra qualche mese di avere una dotazione di qualche milione di euro con la quale insieme alla Regione mettere giù un piano d'azione per superare o perlomeno limitare molto questi disagi. Dopo un 2022 con numeri record, quest'estate la costa veneziana ha dovuto ridimensionare le previsioni trionfali stilate in inverno. Maltempo e mareggiate fuori stagione non sembrano comunque impensierire oltre il dovuto gli operatori turistici. Quanti fili ha perso, rispetto a prima? Ma un paio di file da inizio stagione. Negli ultimi anni si è verificato, quando è stato modificato l'andamento della spiaggia con questi pennelli a mare, ha cominciato un lento fenomeno di erosione che adesso con le istituzioni e l'amministrazione in primis stiamo affrontando per avere degli interventi strutturali.